Buonasera e bentornati a Checkpoint. Oggi ci vogliamo occupare di poligoni militari e di servitù militari. La Sardegna infatti è il territorio italiano, la regione italiana con il maggior numero di servitù militari e vogliamo affrontare l'argomento alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Innanzitutto l'inchiesta del procuratore di Lanusei Domenico Fiordalisi, che ha aperto una duplice inchiesta nel gennaio 2001 per disastro ambientale, omicidio colposo plurimo, per l'inquinamento e l'abnorme numero di casi di tumore, in particolare linfomi e leucemie tra i pastori e gli abitanti di Perdasefogo e delle zone limitrofe al poligono interforze militare del Salto di Quirra. E di recente ha chiesto anche il rinvio a giudizio per 20 indagati. Si tratta di ex comandanti generali e maggiori, e tra questi c'è anche il sindaco di Perdasefogo, Walter Mura, tutti accusati a vario titolo. Ne parliamo con Bettina Pizzurra, attivista di IRS, protagonista di diverse clamorose proteste. Anche l'attivista di IRS è stata protagonista, come ho detto prima, di diverse clamorose proteste, come se sia necessario in Sardegna dover protestare per far sentire la voce. Nel 2003, in particolare il 23 luglio, lei ad altri attivisti ha occupato la rampa di lancio missilistica a Quirra. Per quel fatto anche lei è finita a processo, ma è stata assolta. Sì, è accaduto proprio il 23 luglio, come stava dicendo, anche noi con la necessità di far luce su quello che stava accadendo nel territorio nostro. Io provengo da Sarrabus, quindi è la quotidianità che noi vediamo davanti. Nel 2001 l'ex sindaco dottor Pili, come oncologo, aveva divulgato i primi 13 casi di linfomi e leucemie nel territorio proprio di San Lorenzo. Distinguiamo, ecco, quando parliamo di Quirra, la zona mare di San Lorenzo da Perdasefogo. Sono due realtà diverse. E quindi quando è arrivato il silenzio su questa esposizione di dottor Pili, abbiamo pensato nel territorio che invece fosse giusto dover dar luce a quello che stava accadendo. Per cui via mare abbiamo occupato la rampa di lancio missilistica nella zona Alfa e siamo stati indagati all'inizio per spionaggio e introduzione clandestina in territorio militare di interesse nazionale, poi è rimasta soltanto l'accusa di introduzione clandestina e si è esaurito alla fine un processo più o meno durato 3 anni come ingresso non autorizzato e quindi una multa pecuniaria, diciamo così. Però in quel momento lì la Sardegna ha iniziato a tirar sulla testa. Io ricordo che 827 autodenunce di solidarietà le avevamo presentate al giudice durante il processo e le avevamo detto appunto forse è il caso alla prossima udienza di farlo al Palazzetto dello Sport. Nessuno di noi si è mai fermato dal 2001 a oggi, quindi sono 11 anni di battaglie e finalmente, grazie anche ovviamente al lavoro della Procura di Lanusei, siamo arrivati a questo. Ci dispiace dover dire che la Sardegna ha dovuto attendere un magistrato perché una regione non ha avuto né il coraggio né la dignità di applicare un principio di precauzione che è sancito dai protocolli internazionali. All'assolutezza della salute davanti a tutti, potevano interrompere le esercitazioni nel corso del tempo, questo non è accaduto. Quando noi parliamo di sovranità parliamo anche di questo, un atteggiamento politico corale da parte della Regione Sarda non c'è stato. È chiaro che noi non finiamo né con questa trasmissione la nostra presenza, non lo farà Fiordalisi, però molte cose sono già state decise e questo i sardi lo devono sapere. Parliamo proprio del poligono interforze militare sperimentale del Salto di Quirra. L'inchiesta del procuratore Domenico Fiordalisi è approdata in qualche modo in commissione in Senato. Se ne sta occupando anche un senatore sardo che è Giampiero Scanu del Partito Democratico, e proprio nei giorni scorsi c'è stata l'audizione del generale di squadra aerea Maurizio Lodovisi, responsabile della logistica dell'aeronautica militare e delle bonifiche del poligono di Quirra, ma la sua
sua relazione in qualche modo non è servita a fugare tutti quei dubbi che i senatori avevano sull'intera vicenda, tant'è vero che nei giorni scorsi si sarebbe dovuto decidere sulla chiusura o comunque sulla riconversione del poligono, invece si è preso tempo, è probabile che nel giro di qualche giorno si prenda questa decisione, alla luce però di che cosa? Di una relazione, di un'ulteriore relazione che è stata chiesta al senatore Scanu. Che idea si è fatta di questa vicenda? Allora, prima di tutto vorrei a nome di IRS dare la solidarietà a Nino Fancello, perché siamo compagni di viaggio, come si dice, no? Siamo sardi che stanno lavorando per una lotta di liberazione nazionale, quindi la vicinanza è profonda ed è assolutamente presente. Il discorso delle dichiarazioni di Lodovisi, tra l'altro insomma stiamo parlando di un generale dell'aeronautica, ed è inevitabile che sorgano i nostri dubbi: dove stanno le competenze di chi deve fare le bonifiche, la trasparenza degli attori, le capacità reali. È ovvio che siamo davanti a un disastro, che siamo davanti a una necessità di quantificare il danno, che siamo davanti alla necessità di avere un piano di risanamento ambientale. Non dimentichiamoci che in Sardegna abbiamo 450.000 ettari di inquinamento. Noi abbiamo superato la Campania. Quello che fa la mafia e l''ndrangheta in altri territori italiani da noi è legale. Allora non è che l'attività, diciamo, ultima del PD sia quella risolutiva, sono temi che stiamo battendo da anni. Io prima ho detto c'è qualche cosa che è già stato stabilito, e lo dico perché partiamo da un presupposto: la guerra è cambiata. Dopo la guerra fredda non è che le ricerche militari sono state interrotte, cioè dopo 50 anni americani e israeliani sono in grado di combattere guerre magnetoelettroniche. Sono stati fatti avanti dei passi dal punto di vista scientifico che sono impressionanti. Io ne cito uno così volante, perché è stato riportato dal Venerdì di Repubblica qualche settimana fa. A Tolosa, in Francia, un'equipe di scienziati sta procedendo, e lo sta facendo dal 90, al controllo direzionale dei fulmini. Allora, se siamo arrivati a termini di questo calibro, ovviamente sono laboratori interni a un sito militare a Tolosa, ma se sono in grado di far questo è un esito militare. L'esito civile è che queste scariche artificiali potrebbero essere inserite in impianti di energia civile. Quindi ancora una volta vediamo che tra civile e militare il limite è molto sottile. Quindi dico, il fatto Quirra chiude, Quirra non chiude, noi stiamo davanti ormai a avanzamenti in termini scientifici tali per cui la prossima guerra non sarà fatta né di sangue e neanche di botti, di pum. Sono guerre sottili, le armi sono veramente silenziose in questo momento, sono quelle delle influenze mentali che sono un obiettivo, ma sono anche uno strumento. Collegandomi a quello che diceva Nino Fancello prima, a proposito dei territori che nel 2010 hanno visto israeliani, lui parlava degli israeliani, noi abbiamo visto in contemporanea israeliani, turchi e tedeschi. Il 27 novembre del 2010 il territorio del Sarrabus è rimasto per un giorno intero totalmente isolato. Cellulari, terminali, computer, quindi il blocco totale di ospedali, scuole, poste. Sicuramente è stato un percorso così molto limitato nel tempo, però noi la misura l'abbiamo avuta di cosa significa un domani, una guerra del domani. Quindi dico, in un certo senso Quirra è già chiusa. Quando abbiamo poi sentito a Perdas de Fogo appunto la linea del PD che parlava della presenza di Finmeccanica, dei droni volanti, dell'aerospaziale, del lancio dei vettori Vega, ecco, noi siamo già entrati in quell'altra guerra moderna. Quindi estrema attenzione a quello di cui vogliamo assumerci le responsabilità, anche il PD, che nel 2007 votò per l'ampliamento di Quirra. Come sardi io faccio un appello anche a loro: guardate che le guerre non sono più quelle di prima. Sono altro. Quindi oggi. quale sarà il futuro di Quirra secondo lei? Il futuro di Quirra dipende dai sardi, dipende dalla politica sarda, perché è ora di smetterla di lamentarsi di quello che ci fanno gli altri in casa. Siamo noi che permettiamo questo scempio.
Noi in prima persona come abitanti dei territori, noi come presenza regionale di nessun coraggio. Sugli abitanti ne parleremo, Sì, parlare della gente del posto, perché in qualche modo è vero che ci sono stati dei movimenti, voi attivisti, insomma, indipendentisti, vi date da fare per portare alla luce le problematiche che inevitabilmente ci sono in seguito alla sperimentazione, soprattutto nel poligono di Quirra, di inquinamento ma anche di malformazioni. Questi sono insomma dati oggettivi. La gente però, la gente del posto in qualche modo si è anche lamentata di tutti questi proclami di chiusura, o comunque non vuole che venga chiuso il poligono perché molti lavorano lì all'interno del poligono. Poi anche un'azione che aveva fatto il procuratore Lanusei, Domenico Fiordalisi, quando ha messo sotto sequestro alcuni terreni agricoli proprio per, come precauzione, per verificare se nel terreno ci fossero insomma, dei materiali inquinanti, dell'uranio o comunque qualcosa di simile, e c'è stata la rivolta dei pastori. Quindi in qualche modo come si conciliano le due cose? Allora, a distanza di 11 anni dobbiamo dire che è anche cambiato però il panorama. Non dimentichiamoci che oggi c'è una donna che credo abbia compiuto 20 giorni in una tenda fuori dal poligono di San Lorenzo, e sono gli addetti alle pulizie. Questi sono vittime di appalti, di subappalti, di una serie insomma di illegalità anche forti. Hanno stipendi dimezzati, stanno un po' lucidando, insomma, veramente questa economia ci serve in Sardegna? Stanno vedendo che se dobbiamo continuare a stare dietro al lavoro uguale morte, oppure accidenti, se continuiamo così il turista non viene, però è meglio guardarci il figlio che cresca sano. Abbiamo iniziato a creare una contraddizione interna abbastanza forte. Anche a Decimo sta protestando, sono 120 lavoratori. Quindi scontri ne abbiamo sempre e ne avremo sempre, ed è anche giusto che si discuta dell'economia di questa terra. Non ci serve. Questo tipo di economia l'abbiamo vista dal 1956 a oggi, ha fruttato alla difesa 50.000 euro all'ora di guadagni in esercitazioni, la difesa i soldi ce li ha. A noi personalmente in questo momento, dai risultati anche delle indagini di Fiordalisi, di tutti quelli che si sono impegnati, sardi compresi all'interno del monitoraggio, il danno che è stato fatto è troppo superiore rispetto ancora a un piccolo dubbio che possano essere un'economia valida a casa nostra. Quindi è inutile continuare a dire questa maglietta che ho addosso è nera, perché questo è il contrasto che si crea regolarmente, no? Stiamo iniziando a vedere un'altra possibilità. La prima però in assoluto è la bonifica, su questo non ci sono dubbi. Questa terra ha bisogno di una grandiosa pulizia, e la seconda è un rispetto fondamentale per chi in quelle terre ha sempre vissuto. I pastori, dicevi, allora sono prigionieri a casa loro di un'improduttività, perché non possono vendere niente, ma risultano terre ancora sane. Quindi per rispetto e per dignità di questa gente, la prima cosa: restituite le terre sane ai pastori, perché è vergognosa questa situazione. Adesso per esempio nel territorio nostro a Murtas non si può più entrare in assoluto, mentre prima c'erano ancora delle zone. Per cui, come diceva Nino, noi siamo pieni di un'archeologia straordinaria. Abbiamo presenze umane nel Paleolitico lì dentro, pozzi sacri, non si può più entrare, nemmeno nella torre aragonese di Murtas. Questa è una sottrazione di economia, no? Allora, se la guardiamo in termini di riconversione, la guerra è volgare. Proviamo a ragionare in termini di pace e in termini di benessere collettivo del popolo sardo. All'80% di tutto il territorio italiano si è sperimentato in Sardegna. Oggi questa storia deve cambiare, e lo stiamo facendo noi come loro in termini non violenti, in termini di pace, nell'accettazione anche di discussioni brutali, come stavo dicendo. Però lo dobbiamo fare, perché, ripeto, siamo noi i primi responsabili di questo che ci carichiamo a casa. Il procuratore Domenico Fiordalisi vi ha coinvolto nell'inchiesta? Siete stati sentiti? Sì, io sì, per forza. Anche perché nel territorio nostro sono state parecchie dall'anno scorso le testimonianze dei familiari, delle vittime. Ci conosciamo tutti, io lavoro nella scuola agraria lì, sono figli di pastori, sono ragazzi che parlano,
raccontano di come giocavano con i pani di polvere, tutta la balistite con la quale i pastori si accendevano i fuochi in campagna, la permanenza sotto il radar e non sapevano perché il nemico era invisibile e però facevano festa negli ovili, fino a capire che insomma di quelle feste 4 sono le vittime di una famiglia, 2 di un'altra. È iniziato un po' tutto questo percorso dalla visione proprio diretta delle persone e quindi è chiaro che siamo stati chiamati a testimoniare. Dicevo sì, dobbiamo un po' osservare un doppio percorso su Quirra. Uno è quello giudiziario di Fiordalisi che farà il suo corso, l'altro è un corso politico, quello dobbiamo seguire noi. Riuscire veramente ad avere il coraggio di essere presenti in una storia diversa dei sardi, non continuare a prendere questo fenomeno Quirra né per campagne elettorali o per continuare a negare delle assurdità. Chi ha fatto i danni lo sa bene che cosa ha fatto e mai ammetteranno quello che hanno fatto. Noi siamo un territorio che ha già visto il famoso episodio dell'elicottero Volpe, voglio ricordarle ai sardi. No. Rapidamente perché abbiamo concluso il tempo a disposizione. Rapidissimamente voglio ricordare ai sardi che ci sono 2 ragazzi, 2 finanzieri morti, mai trovati, non hanno mai avuto sepoltura, e la famosa vicenda dell'elicottero Volpe nella rada di Ferragi. Tirati giù da un missile, ancora oggi c'è un grandioso punto di domanda. Un punto di domanda. Grazie a Bettina Pizzurra, attivista di IRS, grazie a entrambi per essere stati i nostri ospiti oggi a Checkpoint, grazie a voi telespettatori, vi do appuntamento alla prossima puntata di Checkpoint, arrivederci.